Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Tu Podcast. considera che io non taglio mai niente se non l'inizio, perché... Vabbè sì, perché comunque uno deve prendere un attimo il garbo, Sì, no, ma è proprio una chiacchiera, cioè, informale, cioè, mo stiamo parlando proprio, stai a casa. Non ci puoi pensare a questa cosa, mi fa troppo ridere. No, mi fa troppo ridere perché, cioè, per me è completamente una cosa nuova. Cioè, è la mia prima volta che mi siedo e faccio un podcast, hai capito? Cioè, non so se... No, però è vero, perché come ti dissi a telefono, tu non ti esponi. No, ma sai, non è che non mi espongo, perché è proprio un fatto dove... Non fai media, non fai press, cioè, nel senso, tu fai la tua arte e basta, parla la tua arte per te. Esatto. E poi questo per me è un mondo totalmente nuovo, cioè nel senso che tu tieni l'età mia, no? Tu quanti anni c'hai? Io ho 30 anni. Io ho 30 anni. Ah, cervicale! Me ne sono accorto che hai fatto con le mani così. Ah, così. E poi hai fatto un movimento così. Ah, buoni. Ho già capito che buttiamo il sangue. È finita! Non si può fare No, più quindi niente con te. i podcast praticamente nascono 4-5 anni fa. Cioè, proprio Sì, ma tu lo sai, siamo stati i primi. voi siete stati i primi. Mhm. È il primo podcast italiano questo. Questo qui, Yes. Espresso. Yes. Bellissimo, questa cosa non la sapevo. Perché in realtà nessuno la sa, questa è la prima volta che lo dico. Veramente Sì, perché io ho vissuto a Los Angeles per un certo periodo della mia vita. bello. Ma il podcast lo stai facendo tu o lo sto facendo io? Lo sto facendo sì. In realtà ci ho pensato, però mi interessa. Molto semplicemente ho vissuto là nel 2015 e là già da un po' andavano, ma qua non era ancora arrivato niente. Torno in Italia nel 2016 e faccio delle prime prove, lo chiamo in un modo, poi in un altro, e quindi inizio a fare podcast perché là ascoltavo quello. Cioè là le distanze sono talmente enormi, pure quando per andare al lavoro, ti metti in macchina, accendi un podcast, ti metti sul tapirulan, vai in palestra, accendi il È podcast. tipo radio. Sì, cioè è nata come radio indipendente. Cioè tu considera che il primo ad aver fatto podcast è un americano che venne licenziato dal suo lavoro di cronista radio Ok. e disse basta, mi avete rotto i coglioni, io Facci lo una voglio cosa fare. qui. Esatto, lo voglio fare sul web indipendente. Pam. È nato come radio indipendente. Pam. E poi si è evoluta un pochino nella chiacchiera, nell'informazione. A me piace perché è informazione. E infatti oggi ci informiamo sul tuo nuovo spettacolo. Oh! Sì, certo. Allora, diciamo che dal 5 al 14 dicembre porterò in scena questo spettacolo che si chiama Piano Piano. Diciamo che è un po' l'emblema della mia vita fino adesso, no? Perché sai, uno tende a correre e poi si perde quello che c'è intorno. Un attimo ti devi anche un attimo fermare per girarti indietro, no? Perché quello che c'è stato dietro è quello che ti ha portato avanti, Ed è quello che sei oggi magari, no? è quello che magari sono e sto diventando, posso diventare, non lo so. Però sai, sto fatto che oramai tutti quanti andiamo troppo veloce, in effetti è mai piano piano. Sposi perfettamente la nostra filosofia. Cioè, Esatto. questo è il caffè al bar Esatto, con l'amico, la chiacchiera che si è persa un po', no? esatto. E questa cosa non c'è, un pochino come il tuo spettacolo. Sai, il mio spettacolo parte da una verità. Inizia con una verità che poi tra l'altro ti invito perché verrai a vederlo e ci tengo assai. Molto volentieri. Parte da questa verità perché io ho sempre cercato di fare il cinema, il teatro, la televisione. La prima volta che sono salito su un palco avevo 6 anni. Perché praticamente io ho mia madre che è una coreografa e ovviamente madre coreografa, sa pensavo che figlio era Billy Elliot, però non avevo proprio nessuna caratteristica di poter fare il ballerino, cioè Non stava nelle tue non corde, stava nelle mie corde, però Nessuno te lo impediva, l'hai impedito a te stesso, eh. vabbè. Per me chi ha talento, cioè tu avresti potuto fare anche quello. No, però ti dico forse una cosa che non sai, non te l'ho mai detta. Io sono un ballerino di tip tap. Ma tu che stai dicendo? Io sì, sono un ballerino di tip tap. Ma veramente?
Sì, nessuno ci crede. Quando dico sta cosa, tutti quanti ci vogliono Perché è credere. una cosa rara, cioè, Sì, capito? Nel perché senso, praticamente Tip Tap come ballo è uno stile molto più street, molto più sciolto. Non devi essere rigido, devi essere più te stesso. E allora sta cosa che io non riuscivo a ballare, ti dico la verità, sì, mi innervosiva un po' perché le mie capacità non riuscivano proprio, però io dicevo, a me comunque mi piace il ritmo, mi piace la musica, che posso fare, che non posso fare? E trovai questo corso di tip tap e mi iscrissi e poi da lì ho fatto vari corsi, varie masterclass, vari open day e tutto il resto appresse e c'ho una formazione giusta secondo me. T'ha già fanno piezzi, bella e buona ti faccio un piezzo, ta 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 ta, poi la porta ta 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 ta, no però, e questo poi è maturato autonomamente e naturalmente nel teatro, nello stare davanti a un pubblico, assolutamente. nel fare tavole, nello scoprire personaggi, nello scrivere. Assolutamente, no, io mi accorgevo sin da un bambino, mi accorgevo che, allora, mia madre mi dice sempre una cosa che io non mi ricordo proprio, cioè, ovviamente ero piccolo, cioè, avevo tipo 5 anni, quindi Lo ricorda lei a te? lo ricorda lei a me tutte le volte, dice che una volta entrai in cucina e dissi, mamma, io mi immagino una luce grande grande e tutti quanti mi fanno l'applauso. Io sta cosa non mi ricordo, però ogni volta che mia madre mi ricorda questa cosa e me lo ricorda ovviamente in una maniera e una mamma, a me mi viene un po', sai, quel freddo addosso, quel magone alla gola come mi sta venendo pure adesso, però stiamo già a 3 minuti di intervista per me in ucciagni non ci emoziona. E quando mia mamma mi dice sta cosa, poi cioè, ho capito che veramente da lì, dalle prime volte che sono salito sul palco, che c'ho sempre avuto questa energia, questa cosa con il pubblico che, cioè io nella mia sfera privata sono molto timido, sono molto, cioè mi faccio molti fatti miei, ti dico la Sì, verità, sei riservato, certo. cerco sempre di stare, ma no, non sulle mie assolutamente, perché chi mi conosce, tu mi conosci, cioè tutte le persone che mi conoscono sanno, ovviamente anche il pubblico, perché io quando cammino per strada, tu giuro Mario, io amo, cioè ma lo sai che vuol dire amo? Lo so, l'ho visto, l'ho E visto. non sono paraculo, te lo giuro, No, lo cioè so, lo so. tutti quanti si possono pensare, ah, boh, chissà, mo fa un podcast, allora dai, no, te lo giuro. Io domenica volutamente sono stata su a via Roma, mezza gente. È bello quando la gente viene, ti riconosce, ti dice, vuole parlare con te. Cioè a me, le persone, la cosa che mi fa impazzire è che vogliono parlare. Cioè vogliono dire le cose, vogliono fare videochiamata a una, videochiamata a un'altra. Ti giuro a me questa roba mi fa pazza. Ci Perché piacciono da regista e autore, ci piacciono le stesse cose. A te piacciono le storie, io qua le faccio raccontare perché mi piace ascoltarle, e mi certo, piacciono le storie. è certo Tu parli perché, con la gente e ti raccontano storie. ma perché sai, secondo me, e poi quello è il modo migliore di poter prendere. Mm. Cioè, nel senso che quando viene una persona vicina e viene e ti racconta una storia, magari che tu non hai vissuto, però fa parte comunque di quel range, sai, di quella roba, di quella spontaneità, cioè tu stai prendendo, cioè involontariamente lei ti sta dando e tu come fai a non essere grata a tutto questo della vita? Tu immaginati che io ho lavorato in questo supermercato. Io ho lavorato in un supermercato per quasi 8 anni, nel rione Berlingeri dove diciamo sono nato e cresciuto. Ho lavorato in questo supermercato che ovviamente facevo contemporaneamente il cinema, la televisione, il teatro, però lo sai come funziona? Funziona sempre che quando non succedono fatti, Sì, certo, devi te comunque. comunque devi, cioè ti devi comunque mantenere perché magari fai quel filmettino una volta all'anno che Non è un lavoro, non ti rende, certo, quindi devi lavorare. fai qualcosa in televisione che comunque. Ehm, io praticamente ho lavorato in questo supermercato dove già l'ho detto da qualche parte e lo voglio ripetere anche in questo podcast, dove
quello è stato, cioè quella roba lì è stata proprio la mia vera accademia. Cioè io da lì escono praticamente tutti i miei personaggi, da lì escono tutte le mie idee, Da quegli 8 anni che hai vissuto da là. quegli 8 anni, perché sono andato lì che ero un ragazzino, no? Di Ero che un stiamo ragazzino. parlando? Quando è che hai iniziato a lavorare in supermercato? No, è che c'avevo? C'avevo già 18 anni. Oh, mo Ok. ce ne ho 30. Cioè tu 18-26 hai lavorato in supermercato? 18-25. Ok. 18-25, sì, umilmente. Cioè, abbastanza, molto recente. Sì, sì, umilmente ho lavorato, ma io felice. Io quando me ne sono chiuso alla dinda volevo morire. Mo ci arriviamo. Mo ci arriviamo Certo. perché tu sai, a 18 anni Bellissimo. magari finisci gli studi, finisci quello, finisci quell'altro e ovviamente ti ritrovi che ti devi mantenere. Cioè, a 18 anni io già volevo essere un po' responsabile di me stesso, no? Anche se ho avuto una famiglia alle spalle, i miei genitori. Si sto qua? Se sto parlando con te adesso di tutta questa roba, premetto e dico che grazie a mia mamma e a mio padre. Io ho avuto la fortuna di conoscere solo tua mamma al momento, che è una bellissima persona. Io ti ringrazio. Veramente ho avuto 2 genitori dove sono stati e sono ancora la mia colonna portante di tutto. Cioè io praticamente mi giro e ho loro. Fum. Si vede che tua madre non solo crede molto in te, ma è la tua prima fan. Cioè proprio ti spinge, vuole sapere quello che fai, vuole vederti fare. È bello, Assolutamente, bellissimo. assolutamente. Ovviamente tu hai conosciuto mia madre, ma ho anche mio padre che in maniera più introversa ma c'è in un modo incredibile, e quindi questa è già una delle gratitudini più importanti. E Proprio. questi 7-8 anni ti hanno formato Questi proprio 7-8 anni, che tu immaginati un ragazzino di 18 anni che piglia, ovviamente la tua prima inizia esperienza prima lavorativa. esperienza lavorativa, inizia a lavorare. Io mi rompo, cioè uno dice mamma Cioè, carmana mia, ma a Geccadin. E poi invece man mano, perché la mia mansione non era stare nel supermercato, la mia mansione era quella di portare le spese a domicilio, che nei rioni è molto, una cosa molto naturale, diciamo. All'inizio a me sta cosa mi spaventavano poco, perché nel senso dicevo, comunque sono del quartiere, mi conoscono tutto quanto, che ne saccio, non lo so come sta cosa. meglio, sei una persona più familiare, vai. Però dovevo entrare in questo mondo. Certo. Quando poi ad un certo punto io inizio ad entrare in questo mondo e a cominciare a portare la spesa a signora Titi, a cominciare a portare la spesa a signora Anna, a cominciare a portare la spesa, e vedo che man mano questa gente mi aprono le porte di casa e lì io inizio ad esprimermi. Cioè praticamente mi siedono, cioè mi siedo al tavolo con loro praticamente, e capite marito ma che ha fatta? Poi figurati Napoli, cioè siamo tutti attori, è tutto un grande teatro. Aspetta, mo ti faccio una tazza di caffè, signor, ma io già fatica, c'ho di che io basta tu, non ti preoccupare. Cioè, Sì, 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 sì. entrare in questo mondo è comunque una roba così carnale che a me mi è rimasto tipo come un tatuaggio, come da già fa Per il capire. tuo cervello di regista tu solo questo stavi aspettando. No, ma a parte la regia, la parte autoriale, proprio la parte umana e attoriale, perché adesso piano piano diciamo che mi sto immergendo un po' nel mondo autoriale, ma con le pinze, perché quello è completamente Chiaro. un altro livello di cosa. E ovviamente sono molto affascinato dalla regia, dove io e te ci siamo conosciuti proprio in un punto dove, vabbè, poi Poi ci arriviamo. magari Arriviamo, ci arriviamo. Però tu immaginati per un artista, per un artista, per un giovane che vuole fare Un giovane attore. un cioè. giovane attore che si ritrova in tutte queste storie giornaliermente, e io praticamente che faccio poi? Passando il tempo questa cosa l'assorbo e inizio a fare podcast anche io con loro sulle case. Cioè quando loro poi mi raccontavano un fatto tra una spesenata,
io ne raccontavo qualcuno anche mio, però ci mettevo quell'idea che non ci esisteva. Facevo, io ci metto una cosa, lì più voglio vedere se interessa, questo è il mio pubblico. Cioè io entrai in una dimensione dove, questo è il mio pubblico, devo vedere se ci metto quel guizzo in Che più. succede? Non teni, rimmilla nata volta, sta qua. Aspetta, mo chiama a figlia per in da stanzetta, ce le ha ricevute pure a essa. Cioè iniziavi a creare storie e a recitare nel mondo reale una storia magari... Io, sai, faceva un grande autore, parlando di autori, Sì, un grande autore una volta mi disse, se tu vuoi fare cinema e teatro e vuoi raccontare qualcosa di vero che arrivi alla gente, devi partire da una storia vera e poi la devi evolvere come ce l'hai tu nella testa. ok. È un grande autore questo che me l'ha detto, veramente forse Me uno, lo puoi dire? Vincenzo D'Agostino. Ok, chiaro. Vincenzo D'Agostino, Chiaro. io lo stimo, veramente per me ha scritto delle canzoni che sono poesie, Certo. poesie per questa Il città, maestro il D'Agostino. maestro D'Agostino. E poi tu sai bene io quanto sono vicino a questo Certo. mondo D'Agostino, Luca D'Alessio che è mio fratello, Gigi D'Alessio che per me non lo dico proprio. E quindi quando lui mi disse questa cosa, a me si aprì proprio un mondo Hai iniziato a ragionarla così? perché alla fine, però io paradossalmente, non te lo sto dicendo con presunzione, già lo facevo nel mio essere. Veniva naturale, ho Già lo capito. facevo, cioè quando portavo a spesa in coppa da signora, io già per dire, iniziavo con una grande verità e poi dicevo, però io facessi farne così, per ma signora si ci interessa. Ma le ha ricercata una volta, aspetta, ma faccio mia figlia, ma raccontancelo pure a essa, aspetta. E allora, questa secondo me è stata una grande opportunità per me. Loro che ti Cioè, raccontavano? Ti ricordi una storia bella loro? guarda, Di qualche io persona che hai conosciuto, ecco, porta a porta, che ti ha creato quel personaggio che ancora oggi magari porti, forse lo vedremo a teatro, non lo so. allora, sì, c'è una storia che è veramente, secondo me, forte, dove ovviamente l'ho portata a teatro, l'ho portata nel mio spettacolo. Ok, Mm. E vabbè, praticamente nel mio spettacolo succedono varie cose e di queste cose si nomina spesso la signora Anna. ok. È praticamente una storia vera, esistita. Ed è una di queste persone che hai conosciuto col tuo lavoro? Esatto, perché la signora Anna è stata una di quelle persone dove mi ha fatto capire veramente che potevo fare questo, inconsapevolmente e involontariamente. Era una signora molto vissuta, però estremamente forte. Aveva una fragilità, ma nello stesso tempo era combattiva, come da già dicere, C'è uno su quelle, spirito forte. so quelle persone che quando che non tenen in faccia il rughe, tenen in faccia il crepa. Cioè, non so se rende l'idea. Io mi ricordo sempre che ogni volta che andavo a casa sua, lei faceva sempre vicino a me, faceva, tu tieni qualcosa rinda all'occhio che pochi loro tenen. Però a me mi piace quando tu parli, quando tu mi racconti cose, perché quando tu mi racconti cose a me si levano tutti i guai da capo. E io passavo, non voglio dire ore, però passavo veramente tanto tempo da lei perché una volta una volta erano un litro di latte, una volta erano pezzi di pane, una volta erano pacchi di pasta, saliva 3-4 volte un pacchi la casa. E salendo 3-4 volte su quella casa io prendevo e davo. Poi ad un certo punto succede che lei ovviamente, cioè, come tutte le storie che partono, che ti vogliono dare e insegnare qualcosa, lei ovviamente se ne va. Se ne va perché becca
becca questa malattia e vabbè, ci fu un bell'abbraccio prima Perché è una persona a cui tenevi molto. ci misi in due spettacoli mi. Il mio debutto e Che bello, quindi veramente, veramente è nato proprio così, cioè nel senso il tuo dar voce al popolo. oh, Cioè tu dai anche voce, ecco, alle storie delle persone, del popolo di Napoli, molto bello. Io non sapevo fosse così il tuo spettacolo. Io, ecco, l'ho voluta come sorpresa. no, sì, no, ma il mio spettacolo secondo me c'ha una struttura magica perché io già, cioè io sono andato a parare su tutte delle cose che mi sono successe e su tutte delle cose che vorrei che succedessero, cioè anche se sono fra virgolette tragedie, però in quella tragedia c'è sempre un guizzo ironico e dove magari qualcuno in quella situazione si rivede, si rispecchia e si può fare pure una rasata. Il mio punto non è, il mio punto c'è c'è la mia forza interiore, diciamo è quella di fare il teatro, però il teatro è una roba, Mario, troppo seria, è una roba troppo complicata, perciò delle volte non voglio dire che faccio teatro, che sto provando a fare il teatro, perché noi venimmo da una stirpe di persone che sono irraggiungibili, irripetibili. Cioè, noi venimmo da Edoardo De Filippo, noi venimmo da Totò, noi venimmo da Massimo Troisi. Però questo è il rispetto che tu dai al teatro. Sì, e appunto è Ci sono trovare. persone che non danno lo stesso rispetto che dai tu. Capito? È una bella tarantella stu fatti. Cioè, quando tu mi fai la domanda, ma tu fai teatro? Aspetta un attimo. O teatro l'hanno fatta sti persone qua. E continuano a fare le altre persone attualmente dove sono dei grandissimi nomi. Cioè, attualmente ci sta Vincenzo Salemme, che è un maestro. Ci sta Alessandro Siani, che porta la Napoli, la nostra Napoli ovunque. E quindi io in questo momento sono un giovane dove ha fatto già parecchie cose, perché una da essere ipocrita oppure da essere un finto modesto. Però ovviamente il percorso che voglio intraprendere non è sicuramente quello lì più facile. Cioè, Perché tu miri comunque ad una certa serietà nel teatro e miri a una certa cultura nel fare assolutamente. teatro. La tipologia di teatro che io vorrei umilmente portare è praticamente vorrei portare innanzitutto un mio linguaggio, perché per fare teatro e per fare un giusto teatro tu non è che uno si può mettere a scimmiottare gli altri. No, devi trovare la tua identità, la tua... Sarebbe di ipocrisia. Dietro ci sono i grandi maestri dove praticamente ci hanno dato tutto. Cioè, io penso che a quello che hanno fatto i tre nomi che ti ho detto prima, De Filippo, Totò e Troisi, ma cioè, ma guardiamoci in faccia realtà, ma che ci sta più da raccontare dopo quello che hanno fatto quelle tre persone lì? Scusatemi se vi nomino. No, sembra... Allora, però, loro ovviamente ci hanno dato tutto. Noi possiamo prendere quel tutto che ci hanno dato e poterlo farlo nostro in una certa dimensione, in una certa maniera. È quello che umilmente, piano piano, sto cercando di fare io, forse. Mo' chi io prima debutto mica che faccia teatro. Magari ti dirò che magari ti dirò che le persone che mi vengono a vedere possono credere che posso fare tipo una stand-up comedy. Che io sono un fan della stand-up comedy, cioè a me mi fa impazzire, cioè a me veramente mi fa ridere. Tu tra l'altro hai anche quella vena comica, intelligente, divertente che a me per esempio piace tantissimo. Tu
tu ce l'hai, io ti ringrazio. lo potresti tranquillamente E fare. io ti ringrazio, però ti dico che la stand-up comedy a me piace tanto, mi fa impazzire, però attualmente mi sentirei a disagio, cioè non sono strutturato per fare una stand-up comedy, dove ho un minimo di struttura che secondo me posso stare più tranquillo e raccontare una storia, quello che farò nel mio spettacolo, piano piano, per chi non l'avesse capito ancora, dal 5 al 14 dicembre al Teatro Totò. Io posso raccontare una storia e posso anche, forse, magari, fare dei personaggi. Questa, secondo me, è la mia strada attualmente. Poi, che domani, dopodomani, a un certo punto mi sento e posso concentrarmi anche a fare la stand-up comedy, che ben venga, perché è una cosa che a me mi affascina, mi piace e chi la fa veramente mi fa ridere. Cioè, sono onesto e sincero. C'è da dire che tu non è che stai cominciando con il teatro, cioè tu stai portando avanti un percorso bello lungo, Certo, un po' diverso perché tu comunque hai fatto cinema e TV, certo, adesso ti stai buttando nel teatro, ma comunque l'attore, il fare l'attore, ecco, è una cosa che hai sempre avuto nelle tue corde. assolutamente. Però, ecco, non sono d'accordo quando dici non tocchiamo quei mostri sacri, e cioè è anche una questione di evoluzione. Ci saranno Certo. sempre storie nuove da raccontare Assolutamente. che magari loro per un motivo o per un altro, anche per motivi generazionali di evoluzione proprio dell'essere umano, non hanno potuto portare avanti. Mi viene in mente, tu hai nominato Siani. Siani per me ha fatto uno spettacolo divertentissimo, geniale, che è quello offline, come si chiamava? Offline, quello là, sì, sì. Offline. L'ultimo che ha Sì, fatto. sì, sì, quello lì che è andato su Amazon Prime. Sì, Ok. è molto bellissimo, molto divertente, mi ha fatto morire. E lì, ecco, sono storie di una società moderna, nuova. Quindi, perché non poter, ecco, prendere spunto da queste leggende e portare qualcosina, magari come stai facendo tu in chiave moderna, a teatro, con Assolutamente. la tua visione, la tua storia, ma anche dell'epoca moderna, della società moderna. Io non so se tu ti ispiri a qualcuno particolarmente, cioè tu hai dovuto mettere piede nel mondo del teatro. Solitamente la cosa più facile che si può fare è quella di, ecco, innamorarsi di un artista, di un'arte, poi di un artista e di pensare, wow, quello mi suscita emozione, mi piacerebbe tantissimo farlo mio. E Esatto. farlo anche io e poter far innamorare gli altri, così come io mi sto innamorando vedendo quella persona fare quella cosa, quell'arte. Da chi tu hai preso spunto sotto questo punto di vista? Ecco, chi ti ha dato quella scintilla? Allora, diciamo che questa è una domanda molto bella, cioè mi piace proprio come l'hai strutturata e come l'hai fatta. Allora, no, sono onesto perché... Tu sei molto teatrale proprio nel parlare. Grazie mille. Sai. Per chi non l'avesse capito ancora, dal 5 al 14 dicembre. Al teatro Totò. Sì, sì. Ok. Allora, diciamo che gli artisti napoletani hanno tutti qualcosa da raccontare. Cioè, per me, anche quello meno virale Ok. c'ha un fatto. Cioè, gli credo in quella verità che dice. Però io ti parlo dei miei 5 che mi hanno fatto innamorare di tutto questo. Sparali. I miei 5 sono De Filippo, Totò, Troisi, Salem e Siani. Sono i 5 che praticamente sono I tuoi pilastri. madre, padre, figlio e Spirito Santo. Ok. Cioè, per me io quando vedo, diciamo, i miei maestri, vedo loro. Cioè, ho proprio la visione di tutti e 5 che beh, stai facendo una no, non faccio più. No, che sta cosa, vabbè, non faccio, cioè, capito come li vedo? Li vedo proprio che a un certo punto mi cazziano. Cioè, nel senso, ovviamente, perché per me sono sono veramente tanto, sono tanto. Ovviamente io ti dico che Troisi non l'ho vissuto, non l'ho potuto vivere, questa è una cosa che mi rammarica, però mi piace molto quel mondo, no? Ok. Che io non sono né manca, ma non dico nemmeno il pelo
ma non so, cioè, scusami maestro che sto dicendo che mi piace quello che hai fatto tu, io ovviamente dico solo che, però ovviamente mi piace, cioè mi piacerebbe quella strada, mi piace quella malinconia, quella, Ma puoi dire, quel secondo me uno non grigio. deve vergognarsi No, di dire no, mi piacerebbe seguire le orme di... no. La gente non pensa che Perché tu voglia assolutamente essere no, 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 lui. perché a me mi piacerebbe seguire tutti e cinque. Cioè, Chiaro. ne capite? Cioè, a me piacerebbe portare un pizzico, un pizzico, un pizzico, un pizzico, un pizzico di tutti questi cinque artisti che sono incredibili per me. Però ovviamente io Che in voglio, futuro si possono riassumere in Antonio. voglio che, ma magari non succeda, però il mio sogno, il mio impegno soprattutto, e che poi ci vuole impegno, dedizione, ci vuole tutto, è quello di portare il mio linguaggio grazie a questi maestri sacri che io ho guardato, ho sognato e ho sperato una vita come tutt'oggi faccio, hai capito? Io so quanto ti rompi il culo, so quanto studi, quindi sicuramente non stai... Ecco, quando parli sembra che tu voglia mancare... Non sembra che tu voglia mancare di rispetto, sembra che tu pensi di star mancando di rispetto. No, perché sono nomi troppo grandi, Tutto cioè, a posto, capito? tutto a posto. Si possono sempre onorare lavorando duro, Certo, ispirandosi certo. perché fa bene. Preferisco magari che me lo stai dicendo tu, Ok, ci capito? sta, Cioè, ci nel sta. senso, però per me sono troppo russi, capito? Allora io voglio essere ancora quel piccolo che li guarda, che poi forse un giorno potrà diventare anche lui, Ricim, un grande, uno che comunque ha un'esperienza in più, uno che comunque può raccontare veramente una cosa. Mario, quando si fa teatro, quando si pensa di voler fare un film, cioè, cioè, in una rasata c'è sta sempre una tragedia. Cioè, quando si fa il teatro, faccio sempre l'esempio di mettiamo Natale in casa Cupiella. Natale in casa Cupiella ha delle cose tragiche, ma fa ridere. E allora, se noi vogliamo raccontare un fatto, è un conto, raccontiamo un fatto è un'altra cosa. Se poi invece noi vogliamo raccontare una barzelletta, ma beh, pure quello fa ridere, però è nato fatto. Cioè, non so se stai capendo quello che sto dicendo. Quindi è per questo che stai dando una direzione un po' più autoriale, seria al tuo spettacolo, perché tu certo. c'hai qualcosa da raccontare. Certo, io mi sento di dover raccontare qualcosa alla gente. Cosa stai raccontando con Piano Piano? Qual è il Allora, messaggio di Piano Piano? la speranza, totalmente, cioè, perché io penso che la speranza è sempre l'ultima che se ne va. Cioè, no, penso che è così. E quindi, se è l'ultima che se ne va, è quella che ci accompagna in ogni occasione. Cioè, se è l'ultimo, vuol dire che sta sempre con noi. Allora, per me, la speranza è un po' la salvezza, però uno si ha da sparare, ci deve credere. Cioè, nel senso che Se non è. penso alla speranza, penso a momenti tristi. Eh, Perché la speranza è quando tu forse sei proprio al limite e quindi non fai altro che appunto sperare e chiedere una mano a qualcuno al di sopra di te, ok? Un qualcosa, un qualcuno, se credi, non credi. E scusa, no, 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 prego, si dice una cosa, scusami tu. perché questo è il messaggio? Cioè tu hai sperato nella vita tua? È perché la speranza ti fa uscire fuori la paura e la paura ti fa vincere. Quasi tutte le volte. Ogni volta che tu speri, ti viene sempre quasi la paura. Facci caso. Se tu ti prendi un 10 secondi dove focalizzi la speranza, poi ti viene pure la paura. E la paura un 90%, 80% delle volte ti fa vincere. Cioè mi viene da pensare che questo è il tuo primo spettacolo, quindi se questa è l'idea, se questo è il messaggio, cioè tu che cazzo hai vissuto per voler raccontare, per poter dare questo? No, io ti dico la verità, io ho sempre fatto una vita sulle speranze. Sulle speranze, perché comunque alla fine, cioè, Hai sognato comunque da piccolo, no? io ho sempre sognato e cioè, a parte che ho sognato, ma
Hai sempre sparato e poi hai sempre avuto paura. E tutte le volte che ho sognato, ho sperato e ho avuto paura, si è sempre esaudito qualcosa. Perché il messaggio che deve arrivare dritto ai giovani, compreso me perché sono un giovane, tu è inutile che stai assettata a una seggiola, aspetti, le occasioni prima o poi arriveranno, non ti preoccupare, belle cioè nel mio mondo non esiste. Nel mio mondo è aizzata, a pioggia, sotto la pioggia, o cappuccio, cammina, caranterra, aizzata, succede un disastro, c'è sta sempre una soluzione. Perché non è vero che si ferma queste cose là. La vita ti dà sempre soluzioni e occasioni. Solo annanzi dici ma morto, non so, cioè, succede, no, è successo. A me è successo, però dico, E alla dico, fine ti dico, resta la speranza. alla fine tu dici quando si chiude il cerchio, Eh, oppure quando chiudi il cerchio, alla fine c'è la speranza, no? Che è alla l'ultima che se ne va. Se se ne va è finito alla di... fine c'è sta speranza. La speranza sta là, tu guarda, io ci sto qua, ma a essere tu. Cioè, come da già dice, come se tu tieni quello giubbino, no? Mo stiamo guardando quello giubbino. Facciamo che quello giubbino è la speranza. Tu lo vedi, ma te le ha pigliato tu e te le ha mettere il giubbino. È un poco come la speranza. Ma certi cose le ha tenuto qua, ui. Qua. Se non ne tieni qua è difficile, veramente difficile. Io faccio workshop con i ragazzi, faccio incontri. Perché Proprio- poi una tua accademia, tra l'altro. Sì, sì, ho una mia accademia a Casavatore, la Dance Academy a De Maiora insieme a mia mamma, dove io organizzo tanti incontri con i giovani proprio per parlare, perché che sogno hai? In un gruppo voglio uscire 15-16 anni. Io? E io non ho sogni, managgia io. Managgia io perché non è possibile. Cioè, io a 15 anni mi immaginavo che stavo in coppa a una navicella spaziale. Cioè, io ancora oggi mi metto in letto e penso che sotto il letto magari c'è un mondo, come da già dicere. Cioè, capito? E però quella roba là ti spinge a svegliarti a te la mattina e a dire, mo che già fa? Che succede? Perché poi il nostro lavoro è sempre un punto interrogativo. Finisce lo spettacolo, non è che vai a fare 10 serie televisive. Finisce lo spettacolo, poi si vede quello che sa da fa. Magari finisce lo spettacolo e devi tornare al supermercato. Esatto, magari anche, cioè, per farti capire, no? Invece che fai? Stai seduto così e dici, ah, boh, mo mi chiamano, ah, guardatene un fuoco, e fai zumbi 3 metri, apri come, cioè, madonna. Perché infatti io stavo pensando una cosa. Mi ha colpito. Io non sapevo che tu veramente avessi lavorato 8 anni in un supermercato. Certo. E se tu hai lavorato 8 anni in un supermercato in questi anni qua, vuol dire che tu mentre facevi la televisione, Sì. lavoravi al supermercato. Io fino al primo anno di Mare Fuori lavoravo. Poi a un certo punto, perciò ti volevo dire, No, è interessante perché hai avuto pure un impatto mediatico enorme con Mare Fuori. allora, sì, E la quindi. prima stagione di Mare Fuori ovviamente già scoppiai, andò benissimo, e va bene. Io nel frattempo comunque il lavoro Continuai a non lavorare. lo volevo perdere, cioè per me era inconcepibile quando era fatica là dentro, non Perché so. magari per te quello non era manco lavoro, era il tuo divertimento No, passatempo, ma sai? oramai io scendevo e facevo l'accademia, cioè per me, hai capito? Mm. Il carrello, ok, a posto, entro in scena, motore partito, ciac, buongiorno signora, faccio buttate, cioè, per me oramai era la mia scena. E quindi vabbè, poi fortunatamente ovviamente gli impegni si triplicarono e io quando dovetti dire che non andavo più a lavorare per me, lo giuro, Grino, non ti dico bugie, è stata veramente dura. Cioè, io mi sono pigliato una collera che non si spiega. Non Però si hai spiega. inseguito il tuo sogno. No, però poi sì, ho inseguito il mio sogno e non ce l'ho già fatta ad un certo punto e l'ho portato in scena. Con piano piano, nessuno l'ha visto. Ci va qua in scena. Perché quindi, allora, Morchi, io non sono un attore, non ci capisco niente. Io, tantissimi attori di teatro che hanno fatto cinema o viceversa mi spiegano sempre del quanto sia effettivamente l'opposto il mondo del teatro a quello della televisione. Come sia diverso proprio recitare. E ovviamente, ecco, un po' da regista mi rendo conto del perché, ok? Esatto, Cioè, ci sono proprio dei meccanismi che sono totalmente differenti. esatto. Anche banalmente le pause, ma non soltanto le pause che magari a teatro hanno anche una valenza,
ok? Nella storia, nel linguaggio, cioè la pausa è importante a teatro, ok? La pausa fa parte del testo. Invece io immagino, se devo pensare a una pausa su un set No, è con le struggente. camere, È no, struggente. la pausa è perché ti stanno dicendo ok, sei fuori scena, adesso non devi più, capito? Sono due mondi completamente opposti. E Diciamo tu che sei passato da TV, cinema sì. a teatro, c'è questo gap che hai fatto No, la mia fortuna è che ho iniziato con il teatro, poi ho fatto TV professionalmente. professionalmente. Io a Top. 10 anni ho debuttato con Tato Russo al Teatro Bellini con Masanillo e il musical. Ah, ok. 100 repliche, c'è stata una cosa rossa, un Ok. allestimento potentissimo, 45 attori in scena, Ah, boh, mi hai fatto, non ho una cosa... mi hai fatto. No, sapevo, mi hai fatto. no, assolutamente. Poi ad un certo punto viene la televisione. Debutto a 16 anni, sì, con... no, 16-17 con Gomorra la serie, la prima stagione. E subito dopo faccio subito il cinema, un film con Paolo Cevoli, un comico di Bologna molto, molto bravo, sto film si chiama Soldato Semplice. Quindi praticamente in un giro di 3-4 anni ho racchiuso un mini cerchio del teatro, della televisione e del cinema. Sono tre cose completamente differenti. Perché dici che non hai portato avanti quel sogno? Prima hai detto non ci sono riuscito e quindi adesso l'ho portato a teatro. No, io parlavo parlavo dello supermercato. Mm. Cioè che io ehm, Pensavo che intendessi... volevo stare ancora là, cioè io volevo stare ancora là, ok, poi non ok. già ci potuto stare e alla fine poi non ce l'hai fatta e l'ho portata anche a teatro. Pensavo, quando ti ho Questo. parlato del cambio tra cinema e TV a teatro, pensavo tu ti riferissi a non ho voluto continuare a fare cinema e TV e quindi teatro. No, Ok. assolutamente, anzi, diciamo che mo il cinema sta soffrendo un po' perché Parecchio, sta un po' soffrendo un parecchio. po' perché sai, tax credit, tutta quella roba lì che è molto penalizzante. La televisione, no, a me piace fare dei prodotti belli, ti dico la verità. Te sei che sei un panusetta. Ovviamente adesso mi sto focalizzando più sul mio percorso, Ok. quindi magari E anche eh, crescita personale per anche te. crescita personale, no? Proprio per capire il mio spazio qual è. Mm. Cioè io se posso fare veramente questo. Ma è sempre che lo discorso, uno ha da essere razionale. Se uno è razionale, rinda vita e riesce a vedere sempre le cose anche dall'altra parte, allora forse con Cusarella può succedere. Ma se uno invece è pieno di sé e si mette e dice, ah boh, ma hai già fatto, hai già fatto successo, allora per esempio io posso fare pure questo là, posso fare pure questo. No, si fa così, dura 3 minuti. E poi non puoi fare questo come lavoro, perché il successo e la fama è una roba, pigliamola e mettiamola, e invece l'artista, l'attore, quello che vuole fare questo è proprio nato, cioè è completamente un'altra. Quindi ti dico che in gergo artistico il teatro è un po' come un ballerino che si vuole scrivere, che vuole fare un'accademia di danza, mettiamola Ok. così. La base per poter fare qualsiasi stile nella danza è la danza classica. Se tu sei un ballerino, c'ha una base di danza classica, può fare quasi tutti gli stili, diciamo, mettiamola così. E diciamo che il teatro è la base proprio di tutto, cioè nel senso che però ti sei accorto. Cioè, non è che sai l'angoppa e facciamo teatro. Devi andare, devi fare un percorso, devi capire se il tuo essere sposa quelle tavole, perché stare lì sopra è stare con la gente, empatizzare con le persone. Pure se uno fa 30 repliche dello stesso spettacolo, ogni sera è uno spettacolo diverso, anche se il testo non cambia, cambiano le persone. Quella sera non ridono su quella battuta fatale che per te è una chiusa, magari, ma ridono su una roba che allora tu devi empatizzare tutto su quel mondo dove loro in quel momento hanno riso. Cioè, nel senso è Il teatro te lo vivi.
o teatro e o teatro. Mm. La televisione è molto più ritmatica. C'è la televisione il 8 mattina e il pomeriggio a girare 7-8 scene concentrati. Dobbiamo stare nel mood perché non possiamo perdere tempo. Ed è un Perché, gran bel lavoro di squadra. perché sì, e là devi fare gruppo. Certo. Perché se là puoi pensare di essere la prima donna, non te ne esci più. Ed è questa è stata la forza, vedi, che voglio citare sempre Mare Fuori. Perché in Mare Fuori noi siamo stati bravi proprio a fare un gruppo. Mm. Cioè proprio, c'è addirittura delle cose, oh, che snarichi, dicelo tu. È quasi impossibile, eh? Vi siete voluti bene sul set. Cioè, è insomma. quasi impossibile, per esempio, con i miei colleghi tipo Giacomo Giorgio, Matteo Palillo, Artem, che sono i miei fratelli, no? Per esempio, quando voto Giacomo è venuto vicino a me, ah no, ma secondo me sta cosa le ha ricercato più tu. Ah, boh, Giacomo, oppure vicino a Matteo, Matteo, ma questa è una roba più tua, cioè facciamo. È bello, cioè, se è successo così vuol dire che vi siete anche permessi di vivere proprio la storia, veramente, cioè di capirla, capire i personaggi, viverli talmente bene, farli talmente vostri, che avete anche a un certo punto capito per il bene magari della serie e di quello che stavate facendo, come migliorarla anche assieme. Assolutamente. No, ma se è successo questo, è stato il successo che abbiamo avuto. Mm. Hai capito? Cioè, Cioè, il successo che ha avuto la serie è stata la bravura che avete avuto voi nell'amare il progetto, nello sposarlo te perfettamente. lo posso proprio garantire, beh, sì, sì. Bellissimo. Invece, per esempio, il cinema è più, diciamo, fra virgolette, dedicato. Nel Mm. senso che si girano quelle 3 scene, massimo 4 al giorno. C'è preparazione, c'è più. Perché comunque dipende pure che cinema, cioè che tipo di cinema, una roba più pop, Senti, una roba più autoriale. io ho avuto la fortuna di viverti Eh, come regista e in un certo senso come attore, grazie. perché mo te lo racconto. Ok. Siamo arrivati al punto in cui ti dico cosa. Allora, io mi sono sentito con Antonio a telefono e io gli ho detto, frate, io ho un ricordo tuo qui su una cosa che abbiamo fatto insieme. Ok. C'è un ricordo tuo qui che non se ne va. Che di un poi te lo sei momento- conservato. Me lo sono conservato Ma perché che io te l'avrei voluto dire lì per lì e ti avrei voluto dire guarda che questa cosa che hai fatto è micidiale Ok. e invece ho detto quasi quasi me la conservo e gliela dico proprio al podcast della tua reazione. No, allora frate, in realtà non è niente di complicato, o meglio, da capire. È più quello che ho visto e quello che ho vissuto attraverso te. Ok. Io ho dei momenti backstage bellissimi. Oh, e perché mi manna? Bellissimi, veramente Ah, ok, belli. ok. No, te li devo mandare. Perfetto. Perché tu lì hai dimostrato davvero. Lì ho visto il talento. Noi qua cerchiamo sempre, capito, di filosofeggiare molto sulla bravura e il talento. Io credo in quel momento di aver visto il talento. Oh, Nel momento in cui, prima di una scena, tu stavi facendo la regia di questa cosa. Prima di una scena c'era un ragazzo che faceva. Non è proprio un atto, è un tuo allievo. ok, Ok? esatto, esatto. È un tuo allievo. Esatto, sì, Però non sì. è credo di aver capito, scusami, un attore professionista. l'ha debuttato. Meglio ancora. Ha Ok, debuttato. allora quello che sto per dire ci avrà ancora più valore. Questo ragazzo, questo debuttante, doveva fare una scena molto particolare, molto forte, doveva impazzire. Ok. Mettiamola in questo modo. Eravamo in quel locale e tu prima di girare la scena vieni vicino a me e per accordarci su delle cose io ti dico, Anto, vedi che mo è una scena molto difficile, se non esce bene questa ce la bruciamo perché è un pochino il clou. Certo. Ok, se deve fare quella roba lì deve uscire come si deve. È Ok. stato un po' azzardato metterla in sceneggiatura perché se non esce bene la tagliamo. Certo. E tu mi hai detto, Mario, non ti preoccupare, io mo vado là e lo faccio impazzire. Con Oh. una naturalezza che a me mi ha fatto ridere. Ho detto, vabbè, vediamo che si inventa. Antonio si è messo di fronte a sto ragazzo una decina di minuti e ha iniziato a parlargli. Tu gli parlavi. Io non so che cazzo hai fatto. Non so come ci sei riuscito, ma il ragazzo ha performato come se dovesse fare un film candidato agli Oscar e lo hai fatto veramente impazzire. Vedere in quel momento come lo hai fomentato, gli hai dato addosso, Sì, lo sì. hai caricato, io lì ho visto
un film nel film. Bellissimo. È stato bellissimo. E io ho tutto questo filmato. A backstage te lo devo mandare perché è proprio bello e si vede sicuramente la tua bravura, ma non è solo bravura, ti parlo di talento perché là si vede la voglia tua di voler fare una cosa fatta bene, di far uscire una cosa figa. Cioè c'era proprio tutto il tuo amore per quest'arte. Capito? E in scena non c'eri tu, non era un cazzo tuo. Sì, ne stavi facendo la regia, sì, doveva uscire bene, ma era una scena, tra virgolette, anche superficiale. Tu talmente che ti eri ingrippato con quella visione tua che avevi di far uscire quella roba lì, che ti sei messo e l'hai fatta. Pure su un ragazzo che, per l'amor di Dio, è stato bravissimo, ma come hai detto tu, un debuttante, quindi vuol dire che tu ce l'hai talmente dentro che non solo hai il talento per far uscire il talento degli altri, ma hai avuto anche il talento e la bravura di dire di farlo. E Grazie. per te è stata una cosa molto semplice. No, non è. No, No, ti sto facendo la sviolinata, ti no, sto no, no, dicendo. assolutamente, È che, ma ti ero- spiego, è la prima volta che ho visto una cosa del genere. Grazie. No, figurati, io non avrò fatto tutti i set che hai fatto tu, No, non ho no, fatto no, chissà che prescinde. cosa, però ti posso assicurare che comunque qualcosina l'ho vista anche con registi molto bravi. È la prima volta che vedevo una cosa del genere. No, grazie. Mi ha stupito, mi ha colpito perché mi ha fatto pensare. Quindi questo è un regista vero. Cioè, questo vuol dire far uscire il massimo da un attore, quindi da una scena. Così si fa. Certo, Per te è cioè, successo molto naturalmente. E lì ho pensato paradossalmente, guarda quanto cazzo è più bravo come attore che come regista. Perché ho pensato, wow, se come regista è riuscito a cacciare questo, ma lui quando cioè, se la voleva fare lui e si metteva là, Beh, che usciva? no, vabbè, l'amo faccio, cioè, nel senso, queste scene che sono molto lontane dal mio essere mi uccidono, cioè, nel senso, io non sono un attore di metodo, Ok. non sono un attore di metodo, Il metodo Stanislavski, esatto, il metodo. esatto, mi sono avvicinato molto, però rispetto molto chi lo fa. Però io ho bisogno di altri mezzi per impazzire ed emozionarmi oppure portare a una scena drammatica. Perché eh, io vengo molto, diciamo, dalla strada, cioè nel senso vivendo molto la strada e prendendo, diciamo, delle emozioni vere. È quello che mi hai raccontato all'inizio. Tu hai Vere. vissuto il porta a porta delle persone e delle nonne che ti raccontavano la loro Esatto. storia. Forse nel mio, dentro di me non c'è niente di più forte, quindi devo aggrapparmi per forza a delle emozioni vere. Cioè, per farti capire, io ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno, forse. Io feci una scena in Mare Fuori dove avevo veramente paura di girarla. Cioè, tipo, sono stato 2 giorni che non ci riuscivo, cioè non dicevo perché, perché devo fare sta cosa? Ti ricordi qual è la scena? Quella lì dove io impazzisco, Ok. quella lì dove io impazzisco praticamente quando viene Carmine da me e dice l'hai uccisa tu, che io succede tutta quella roba con la moglie, io lì praticamente devo impazzire, cioè le note registiche erano che io dovevo diventare l'esorcista, come da cioè dovevo impazzire, perché uno che è un ragazzino di 18 anni dove sta perdendo tutto e non avrà più niente e la sua vita finisce, ma lui deve vivere. Cioè, è proprio. E lì avevi paura di girarla perché avevi paura che non uscisse bene? Io non sapevo dove aggrapparmi, cioè nel senso era il mio debutto, per farti Certo. capire. Ti dico la verità, poi quando sono andato sul set Come ne sei ho uscito? fatto una preparazione dove ho pensato alle mie nonne, perché io sono uno che immagina, io ho una grossa immaginazione, cioè quello che immagino praticamente lo vedo, però delle volte non so esprimerlo perché lo vedo talmente bene perché dico perché l'ha già spiegato, io, cioè, capito?
Molto E emotivo. questa roba te ne sei accorto anche tu sul set quando abbiamo girato, che delle volte io venivo vicino a te e dicevo Maria, hai capito? C'è questa cosa secondo me. E non si capiva come Mario mi capiva, cioè pareva che ci conosceva da 30 anni. Ho E capito io facevo questo ragazzo non solo che mi sta supportando, ma c'ha qualcosa veramente di magico, cioè perché io sono molto, vedi, di dico la verità. Mario, allora praticamente secondo me stu fatto e tu, ci capita, cazzo come cazzo hai capito che sto facevi? E comunque ci Sei portavamo molto quella. emotivo, cioè quando c'hai quella cosa Ma ci non devi riesco a. cercare di... Hai capito? Sì, sì, Per sì, me è sì. difficile. Tu vedi le cose. Esatto, io le vedo, cioè Ho veramente capito. come se ricordo. toccasse, hai capito? Mi ricordo. Però poi è difficile perché talmente. Comunque, faccio la preparazione di questa scena, mi chiudono 40 minuti in questa stanza. E io mi ricordo che i primi 10 minuti facevo. Sì, ma che giro sta scena andò. Non ti chiamano, non è manco chiusa secondo me. A puttana spesa coppa di signore. Ma non è, non è per te, secondo me facevo. Ad un certo punto mi metto là, faccio e vedo le mie nonne. Fum. Vedo le mie nonne. Comunque, vedi, parto da una storia vera, stesso procedimento, che vedo le mie nonne che esistono, e poi ad un certo punto nel mio cervello entro nel loop che quando torno a casa le mie nonne non esistono più. Cioè tu ci hai lavorato talmente tanto che quella cosa veramente era successa e quella cosa veramente l'avevi vissuta. Cioè per me io andavo a casa e non vedevo più le mie nonne. Che guarda, ti giuro. Cioè, guarda, va che in fibrillazione solare perché diciamo è forse, ti dico sempre forse, quando poi l'aiuto regia mi venne a prendere che mi ricordo che disse vicino a me, disse mi è successo qualcosa e io già ero entrato in quella sfera mia dove quella è stata una delle scene forse più importanti per me, mo a prescindere di come è andata, se alla gente è piaciuta, ho avuto tantissimi complimenti, sono stato anche premiato per aver fatto diciamo queste scene. Però a prescindere di tutto questo, a me dentro mi ha aperto un mondo che non si era mai avuto. Cioè io mi sentivo così vero, così vivo che in quel momento stavo facendo una cosa giusta attorialmente parlando. Ovviamente poi c'è stato sempre un giudizio di persone dove ho avuto tante soddisfazioni, ovviamente anche, sono stato anche molto criticato, ma è giustissimo, anzi, viva chi critica, perché le critiche poi, soprattutto quelle Ti costruttive, fanno crescere, fanno certo. crescere, io le amo, ce le amo Però proprio. dici che quel momento è stato importante perché ti ha insegnato qualcosa, ti sei sbloccato, ti sei aperto e hai capito come Assolutamente. superare quello scalino. Assolutamente. Anzi, io quando faccio spettacolo, a fine spettacolo c'è un gergo che si ripete sempre. Se lo spettacolo è venuto, cioè uno saluta il pubblico Ok. per carineria, Cosa sta galanteria. Sì, succede quasi spesso in Se tutti gli spettacoli spettacoli. venuti? Se lo spettacolo vi è piaciuto, mi raccomando, recitelo a tutti quanti e magari tornate. Se lo spettacolo invece non vi è piaciuto, facetelo i cazzo vostri. E si chiude con una risata per empatizzare. Invece io faccio sempre una cosa nella vita. Cioè? Io dico, se lo spettacolo vi è piaciuto, a me mi fa un enorme piacere, magari se ci tornate, se mi fate un po' di passaparola, ma se lo spettacolo non vi è piaciuto, ditelo, ditelo. Ditelo alla gente, va bene, ditelo perché magari se io mi trovo una platea vuota è lì che devo capire dove migliorare. Anto, dal 5 al 14 di dicembre al Aspetta, Teatro Totò. ma la Marit già? Non lo so, se non mi sbaglio no. Ci fai un Però diciamo... spettacolo, sì, la Marit. Ah, fa lo spettacolo? Oh, veramente, Ma è a spettacolo. teatro? Sì, aspetta, a Teatro Totò, sì. Piano piano, Dal 5 al 14 dicembre, spettacolo piano piano. e... No, aspetta, c'ha un sottotitolo. Diario di un giovane sognatore. E questa forse è la cosa più E importante. questo è importantissimo. Io penso che ci abbiamo fatto veramente una bella Io chiacchiera. ti ringrazio per essere venuto. Anto. Io ti ringrazio a Che te. poi ti posso dire una cosa, dicevamo all'inizio, no, sai, la chiacchiera è una cosa vera,
Cioè, siamo veramente in questa situazione. certo. Tu non hai trovato nemmeno i tovaglioli perché non ci sono. Sì, sì, Non c'è vabbè, manco acqua. No, ma dovevi vabbè, fare una vabbè. cosa. Dovevi fare una cosa. No, dai, c'è a Cardigna! È vuoto. Frate, Giochiamo a ma tu sai palla. che significa? Questa è la vera e propria toccata e fuga al bar. Bellissimo. Cioè, proprio in bellissimo. amicizia, sei venuto a casa mia, così come io sono venuto a casa tua. Per me è Solo che tu il stato- caffè me l'hai offerto veramente. Esatto. Io no, però ti ringrazio veramente per essere passato. Grazie a te perché io sono venuto qua innanzitutto perché sei una persona per bene. Lo voglio dire davanti alle telecamere. Grazie. Sei una persona per bene e poi penso veramente che tu sei un grande, ma un grande professionista. E qualora, lo dico davanti alle telecamere, e qualora io dovessi fare un progetto mio, con magari una produzione che mi affianca, io cercherò di metterti nella squadra, nel team di regia. Per quanto mi riguarda, perché per me tu c'hai veramente tanto da raccontare attraverso le camere e poi sei veramente una brava persona. Per me, Tanto io ne parlai con Marco qualche giorno fa. Io cerco di circondarmi di persone a cui voglio bene, che veramente reputo eccellenze. Tu sei un'eccellenza. io ti Perché io ringrazio. penso che sono l'ultima chiavica, No. l'ultimo degli ultimi. E ho solo da imparare. E perciò cerco di circondarmi di persone che veramente ne sanno e ne capiscono. Non stai qua, Quindi o sei buono. io imparo solamente da te, frate. Ti ringrazio tantissimo, per Grazie a essere te, passato. grazie a Voglio te. bene. Pure io, fratello, grazie.